Un movimento di mercato si sta muovendo dietro le quinte del calcio europeo e il Napoli è al centro dell'attenzione. Il club azzurro è alla ricerca di un sostituto adeguato per Kvicha Kvaratskhelia, in partenza per il Paris Saint-Germain. L'obiettivo principale: un giovane talento del Manchester United che ha tutte le carte in regola per brillare al San Paolo. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questo possibile trasferimento che promette di infiammare il calciomercato. Secondo quanto riportato dal portale Area Napoli, il Napoli starebbe tenendo d'occhio Aleandro Garnacho, promettente attaccante argentino di 20 anni che attualmente veste la maglia del Manchester United. Garnacho, noto per la velocità, il dribbling e il fiuto del gol, è considerato il sostituto ideale di Kvaratskhelia. In questa stagione, il giovane ha collezionato 29 presenze, segnando 8 gol e fornendo 4 assist. Cifre che hanno attirato l'attenzione della dirigenza del Napoli. Tuttavia, l'affare non sarà semplice. Il Manchester United ha fissato il prezzo per Garnacho a 70 milioni di euro. Una cifra considerevole per gli standard del Napoli. Nonostante ciò, il club azzurro è disposto a investire molto per assicurarsi il talento argentino nella propria rosa. La dirigenza del Napoli ritiene che Garnacho non solo colmerà il vuoto lasciato da Kvaratskhelia, ma aggiungerà valore alla squadra nel lungo periodo, data la sua giovane età e il suo potenziale di crescita. D'altra parte, Garnacho non vede l'ora di trasferirsi al Napoli. Il giocatore è consapevole dell'interesse del club italiano e starebbe facendo pressioni sul Manchester United per facilitare l'affare, magari riducendo la cifra richiesta. Questa disponibilità da parte del giocatore potrebbe essere un fattore determinante per l'esito positivo del trasferimento. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Pensate che Aleandro Garnacho sarebbe l'acquisto ideale per il Napoli per sostituire Kvaratskhelia? Il club dovrebbe investire i 70 milioni di euro richiesti o cercare alternative sul mercato? Lascia il tuo commento qui sotto e partecipa a questa discussione che promette di movimentare il calciomercato nei prossimi giorni.